Noi ci occupiamo da una parte di produzione di fauna ittica a scopo di ripopolamento. Nello specifico produciamo 3 specie che sono la trota marmorata, specie autoctona e in via di estinzione, la trota fario e Timallus eliani, temolo adriatico, che è un'altra specie autoctona ed endemica. In più c'è una piccola quota di produzione che non è destinata al ripopolamento ma alla pesca sportiva. Abbiamo diverse fonti di approvvigionamento idrico, in parte da 2 rogge che vengono captate all'inizio dell'impianto, che sono la roggia dei Prati e la roggia dei Molini, che poi confluiscono e diventano la roggia Cusana, lo scarico dell'impianto, e in parte ha origine da pozzo. Nel momento in cui deve essere caricato il pesce per le immissioni, 1 o 2 operatori stringono il pesce tramite l'utilizzo della rete in una piccola parte della vasca e tramite dei guadini lo catturano e vanno a riversarlo all'interno del cestone. Utilizziamo un braccio meccanico denominato caricapesce che nella parte terminale ha un cestone con una pesa integrata. Un operatore che invece è sopra il caricapesce visualizza il peso raggiunto e in base al peso raggiunto muove il braccio meccanico e lo posiziona al di sopra del mezzo con autocisterna e ovviamente impianto di ossigenazione che sarà deputato a effettuare effettivamente il trasporto del materiale ittico e successivamente l'immissione all'interno del reticolo fluviale della regione. All'interno della vanotteria chiaramente ci possono essere varie taglie di avanotti, varie taglie di pesce, perché il periodo delle spremiture, quindi della riproduzione, ha inizio approssimativamente all'inizio di dicembre, ma si protrae fino ai primi di gennaio, metà gennaio. Di conseguenza, in base al momento in cui sono state ottenute le uova, anche la schiusa varierà. Le uova impiegano all'incirca 28 giorni per schiudere, quindi prima di poter trasferire gli avanotti nella parte esterna dell'impianto, nelle vasche esterne, è necessario che questa taglia sia pressoché uniforme all'interno della stessa vasca per evitare fenomeni di cannibalismo che chiaramente possono verificarsi se c'è grossa difformità fra avanotti più grandi e avanotti più piccoli. Possiamo immedesimarci e capire effettivamente qual è l'importanza dell'acqua soltanto nel momento in cui questa viene a mancare. Nel 2022 abbiamo avuto un anno estremamente siccitoso, una siccità che non si è verificata se non altro negli ultimi decenni nella nostra regione. Questo ha fatto sì che anche all'interno di questo impianto le portate della roggia dei Prati e della roggia dei Molini fossero a 0. Questo ci fa capire effettivamente l'importanza dell'acqua all'interno di questa zona, di questo areale, in particolare delle risorgive, dove l'acqua è sempre stata abbondante, è un bene imprescindibile, necessario, di cui ad oggi non possiamo fare a meno. Noi siamo sempre stati una regione ricchissima di acque. Fa parte proprio della nostra cultura, della nostra tradizione, sentire l'acqua, vedere l'acqua, il rumore dell'acqua, ciò che effettivamente rappresenta per noi come popolo friulano.